Buongiorno, buongiorno dagli studi di Focus TG. Andiamo subito in diretta a Monticello Conte 8, dove c'è stata una fuga di gas, molta preoccupazione, ma a quest'ora sembra che l'allarme sia rientrato. In diretta da Luisa Bertini e Simone Squarcina per la parte tecnica. A te, Luisa. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori, buongiorno al nostro ospite, il vice sindaco di Monticello Conte 8 Marco Rabito, perché ieri pomeriggio c'è stata una fuga di gas provocata da una rottura ad una tubatura durante dei lavori. Sono state evacuate temporaneamente fino a ieri sera, fino alla conclusione del ripristino, 8 famiglie, anche se la situazione non sembra rientrata completamente. Sindaco, partiamo da ieri e poi torniamo a oggi. Sì, fino a ieri sera sembrava che le cose fossero risolte perché l'azienda era intervenuta tempestivamente con il supporto dei vigili del fuoco e avevano garantito il rientro a casa delle famiglie. Stamattina dei cittadini si sono presentati in municipio confermandoci la presenza ancora di un forte odore di gas. A questo punto abbiamo chiamato immediatamente Viretti, sono usciti tempestivamente, hanno effettuato dei fori nel sottosuolo e hanno rilevato ancora la presenza di qualche sacca di gas. C'è da capire se queste sacche di gas siano residuali da ieri oppure se siano frutto di una perdita ancora attiva. Ecco perché abbiamo subito interrotto l'attività del cantiere. Ecco, ad oggi non c'è stata bisogno di una nuova evacuazione dei residenti. Fortunatamente la quantità di gas che si sta rilevando non è elevata e quindi non richiede la precauzione di evacuare le persone. Però in attesa di quello che ci comunicheranno i nuovi rilievi valutiamo tutte le necessità perché la precauzione non è mai abbastanza. Adesso quanto servirà per capire qual è la situazione effettiva? Ora si sta operando con un altro strumento che andrà ad aspirare le sacche di gas rimaste, poi dopo un paio d'ore si andrà nuovamente a rilevare la quantità di gas presente ed eventualmente si interverrà se necessario con un nuovo scavo. Ecco, io ringrazio il nostro ospite per essere stato con noi. Avete sentito situazione in evoluzione. Direttore, a te la linea. Grazie a Luisa Bertini e Simone Sguarcina, vice sindaco. Vediamo il titolo del Corriere della Sera perché c'è stata un'ondata di maltempo di non poco conto. Ieri un colpo di coda dell'inverno, neve, ghiaccio sulle strade, alberi caduti e raffiche di vento. Vedete alcune immagini del nord-est con i danni che sono stati riportati, diversi alberi che sono stati sradicati, tendoni che sono stati portati via. Adesso vediamo proprio un servizio su questi danni del maltempo. 1506 gli interventi dei vigili del fuoco nel Veneziano, che è stata la provincia più colpita di tutto il Veneto, soprattutto tra Venezia e centro storico Mestre e Chioggia. Anna Maria Parisi. Il vento è stato bello importante sia stanotte che anche stamattina. Ecco. Gli allagamenti e numerosi disagi, soprattutto nel sud del Veneziano, dove si registrano i danni maggiori. Per noi, per fortuna, solo qualche pianta rovesciata, un po' di sedie e tavoli spostati, però niente di grave. A Chioggia diverse strade si sono trasformate in veri e propri corsi d'acqua, tanto da costringere il comune a sospendere il mercato cittadino. A causa delle forti raffiche di vento, sempre a Chioggia, ha ceduto pure il muro di questa vecchia struttura, fortunatamente non abitata né frequentata, qui in via del Boschetto, con l'area ora messa in sicurezza. A cedere anche la segnaletica pericolante circostante. Problemi pure lungo la Romea, dove rami spezzati hanno rallentato la circolazione. A Mestre in particolare i danni ingenti, soprattutto qui al polo nautico, al circolo del tennis e canottieri club, dove il vento e la forte pioggia hanno fatto letteralmente cadere, abbattendo alcuni dei capannoni che coprono i campi da tennis. Qui a San Giuliano alcuni ambienti sono finiti sott'acqua con le tensostrutture che coprono i campi da tennis letteralmente abbattute dalle forti raffiche di vento. Ciò che lei vede, no, che sembra tutto fuori uso, si è partito tutto quanto, per fortuna quello ha resistito, questo invece è dato giù, adesso bisogna cercare di sistemarlo e speriamo bene. A causa del maltempo divelti anche teloni e arredi. Quello caduto è questo, che però dentro
abbiamo due campi che c'è dentro sto capannone e là purtroppo speriamo quando chi tira su che non si sia rotto i lampioni che qui costa Skei. Rallentamenti e disagi anche la circolazione dei treni sulla linea Trieste-Venezia nei pressi di Venezia Mestre per danni causati dal maltempo con ritardi fino a 50 minuti, cancellazioni e limitazioni di percorso sia per i regionali che per Intercity e alta velocità. Mentre in centro storico plateatici con tavoli e ombrelloni sono stati trascinati via. Le previsioni tuttavia lasciano spazio a un miglioramento nel fine settimana, con nuvole e pioggia che dovrebbero lasciare spazio al ritorno del sole. Dobbiamo accettarli come sono, sperando che vengano meno spesso. Servizio di Anna Maria Parisi, ci collegheremo tra poco con Possagno, dove a causa di un vento fortissimo si teme che alcuni alberi possano finire contro il Tempio del Canova, e poi anche andremo a Monselice, dove c'è stato, a causa precipitazioni molto intense, un altro smottamento lì dove c'era già una frana sulla rocca, la famosa rocca di Monselice. Ma adesso andiamo avanti con il presidio silenzioso davanti ai cancelli dell'azienda Boldrin di Selvazzano Dentro, dove lunedì un operaio di 22 anni ha perso la vita. Per noi c'è Marta Zatta. È iniziata questa mattina alle 8 la mobilitazione da parte delle sigle sindacali dei metalmeccanici per l'ennesima vittima sul lavoro nella provincia di Padova, la quarta dall'inizio dell'anno. Lunedì infatti a perdere la vita proprio nell'azienda Boldrin, alle nostre spalle a Selvazzano, un ragazzo di soli 22 anni di origine senegalese, Mamour Boumpape. Ecco, ora le sigle sindacali dicono basta, non è possibile che nel 2026 si muoia ancora sul lavoro. Infatti ora chiedono l'istituzione di una procura speciale dedicata agli incidenti sul lavoro, ma ascoltiamo cosa ci hanno detto i rappresentanti delle sigle sindacali. Nel 2026 non si può ancora morire sul lavoro, ma diventa una quotidianità, è uno stillicidio continuo, la mancanza di cultura e di applicazione delle norme. La cosa gravissima è che questo infortunio mortale, ma lo definisco infortunio e mi fermo qua, poteva essere evitato, e quando può essere evitato bastava semplicemente avere un'accortezza, praticamente rispettando quelle che sono le norme della sicurezza. Poteva essere evitato, ma in maniera totale, e in questo caso la responsabilità è totalmente totale del datore di lavoro. Sia ben chiaro che queste tragedie non è limitata solo a una tragedia del lavoro, una tragedia anche civile e sociale. E sicuramente bisognerà implementare gli organici di Spisal e ITL, anche per e soprattutto per indagini preventive, perché quando arriviamo qua che c'è già il morto siamo già in ritardo di più. E le soluzioni quali sono? Beh, intanto ci vorrebbe una procura adeguata, deputata a verificare quando si tratta di un omicidio colposo e non più di un incidente, quando si tratta di un incidente. Rafforzare i corpi ispettivi deputati ai controlli, fare una formazione continua e far cambiare la cultura del lavoro, perché si lavora per vivere e non si vive per lavorare. E se non si farà questo, noi continueremo con una metodicità e periodicità allarmante a contare i morti sul lavoro. Qui si tratta di un ragazzo che è venuto qui per lavorare, che anche si impegnava scolasticamente per raggiungere un diploma e che oggi i familiari lo piangono morto. Ecco, io penso che di fronte a queste cose non possiamo girarci dall'altra parte e insieme alle istituzioni tutte metterci in un cammino che diventi un cammino di risoluzioni e non di lacrime continue. E non lo dico con una dimensione retorica, lo dico perché è ora di smetterla di avere un paese dove ogni anno si contano oltre 1000 morti e in 10 anni, ci dice l'INAIL, oltre 6 milioni di infortuni sul lavoro, una cosa che sa molto da guerra e non da paese civile. L'immancabile pagina sui furti nelle abitazioni, pagina quotidiana. Oramai andiamo a Silea da Lina Paronetto e da Edoardo Paris, il nostro operatore. A te, Lina.
Grazie direttore, buongiorno. Sì, siamo a Lanzago di Silea, via Friuli. È una strada che non è nuova neanche a noi, purtroppo, che ci occupiamo di questa piaga nel territorio, i furti, perché ci siamo già stati altre volte. Ieri sera, intorno alle 20:30-21, c'è stato l'ennesimo furto in casa. L'orario è indicativo, a colpire sono stati dei soggetti che sono riusciti a entrare nell'appartamento al primo piano di questa palazzina, l'appartamento di una signora, la signora Paola, che è stata cortesissima, l'abbiamo incrociata poco fa, rientrava dalla denuncia in caserma dei Carabinieri, doveva correre al lavoro perché poi c'è anche la quotidianità che viene interrotta, spezzata da queste brutte avventure, ladri che magari lo vedete anche dalle immagini che siamo riusciti velocemente a preparare, sono saliti sul terrazzino, hanno rimosso il vetro dell'infisso, si sono intrufolati in casa e hanno messo come sempre a soqquadro tutto, hanno tirato fuori dai cassetti e dagli armadi tutti i vestiti, sono riusciti a mettere le mani, ci diceva la signora, su dei contanti che erano custoditi nel cassetto del comodino del figlio studente, quindi i risparmi di fatto di questo ragazzo, con quelli se ne sono andati lasciando dietro di sé danni come sempre appunto all'infisso e anche la casa a soqquadro. Potrebbe trattarsi degli stessi soggetti che un altro ragazzo che vive in questo complesso qui in via Friuli ci ha raccontato di aver visto balzar fuori dai cespugli dietro i quali erano nascosti intorno alle 8:30-9 di sera di ieri. Ha avvisato i Carabinieri di questo episodio, naturalmente, più tardi però si è poi scoperto il furto che è possibile avessero anche già compiuto. Questi due sono balzati fuori dai cespugli e sono saltati su un terrazzino, si sono nascosti ancora una volta e sono fuggiti alla cattura in quel caso. Risparmi di questo ragazzo, di questo studente ventenne, dicevamo, e invece le chiavette con le immagini, le chiavette USB con le immagini dei figli di una famiglia di Merlengo sono quelle che sono finite nel bottino di un altro furto di cui abbiamo raccontato nelle scorse edizioni dei telegiornali, che chiederei cortesemente alla regia di riproporci. Siamo a Merlengo di Ponzano e i genitori naturalmente sono inquieti perché dicono cosa vogliono fare magari poi con le immagini dei nostri figli, perché anche qui si aprirebbe un tema purtroppo vasto e pericoloso su quello che si può fare con le immagini di ragazzi o bambini. Vediamo il servizio. Hanno probabilmente controllato gli spostamenti dei proprietari, attendendo che uscissero di casa per entrare in azione. L'incubo furti stavolta si è materializzato a Merlengo di Ponzano, in via Ciardi. Il copione sempre lo stesso: i malviventi forzano una finestra ed entrano in abitazione mettendo tutto a soqquadro. Ma rispetto ad altri colpi c'è un particolare che inquieta. Nel bottino sono finite delle chiavette USB che contenevano video e foto di famiglia, anche dei bambini. Aspetto questo che preoccupa particolarmente i proprietari, che hanno prontamente denunciato l'accaduto alle forze dell'ordine. Per chi abita in questa casa si tratta del secondo furto subito in poco tempo. Il sindaco Antonello Baseggio parla di bande specializzate in azione. Questo è dovuto sicuramente per negligenza un po' dello Stato italiano, che non riesce a garantire la sicurezza, sia per mancanza di risorse adeguate, di personale, quindi delle forze dell'ordine, ma anche di questo apparato burocratico presente nel nostro paese. La videosorveglianza, per quanto sia impegnata in maniera importante nel nostro territorio, rappresenta comunque un qualcosa per la quale poi è difficile la condivisione con le altre forze dell'ordine, chiaramente per la privacy. Bisogna investire di più come Stato, dice ancora Baseggio, che poi richiama l'attenzione sulla necessità della certezza della pena. Ne abbiamo la certezza e anche l'insoddisfazione delle forze dell'ordine, che ci raccontano che i malavitosi che si riesce magari con difficoltà anche a catturare passano poche ore in carcere, probabilmente poche ore semplicemente nella stazione dei carabinieri o nei commissariati della polizia, mentre si compila la denuncia o il reato.
Ecco, qui in questo caso non ci sono immagini di telesorveglianza del condominio. Il ragazzo che ha scorto questi soggetti balzare da un cespuglio ha una telecamera in macchina, ma naturalmente era buio e non è semplice avere indizi utili per risalire a questi personaggi. Tra l'altro, come vi dicevo, non è il primo furto qui lungo la strada, e addirittura una signora che abbiamo incrociato poco fa ci diceva che c'è stato anche un episodio di garage svaligiati, quindi una zona purtroppo piuttosto battuta. Direi che per ora qui da Lanzago di Silea è tutto. Direttore, con Edoardo Paris per la parte tecnica, restituiamo la linea allo studio. Grazie molte Lina, grazie Lina Paronetto, Edoardo Paris. Oggi in regia Francesco Cerone e Marco Gagliazzo. Adesso andiamo a Possagno da Nancy Galdi e da Andrea Benetti, il nostro operatore, perché causa il vento molto forte si è temuto che degli alberi potessero abbattersi o diciamo avvicinarsi troppo al Tempio del Canova. A te Nancy. Da Possagno siamo in piazza Antonio Canova, a pochi metri dalla Gipsoteca, con il sindaco Valerio Favero. Che cosa è successo? Verso le 11, come diceva anche lei, direttore, il vento forte ha piegato le piante che vedete alle mie spalle, gli alberi che sono già molto inclinati. Sono arrivati sul posto i vigili del fuoco, che già da circa un'oretta quindi sono all'opera per mettere l'aria in sicurezza. Sindaco, dunque è la prima volta che succede che questi alberi danno problemi? No, in realtà è successo anche per il passato che questi alberi si staccassero dei pezzi, perché sono degli alberi particolari. C'è un pino marittimo in buona sostanza, e cui gli sbracci, li vediamo, sono molto lunghi e anche abbastanza fragili, quindi più di qualche volta è successo che qualche ramo cadesse a terra nella piazza o nella strada, fortunatamente senza mai avere problemi con i visitatori o con le persone, con i cittadini. In questo caso abbiamo 2 esemplari in particolar modo che sono molto inclinati, e quindi con un rischio forte, con questi venti, appunto con queste raffiche di questa notte e di questa mattina, con il rischio forte che queste potessero cadere appunto addosso a quello che è il museo, ma poi appunto alla sicurezza dei cittadini e dei visitatori. Anche perché, come ci spiegavano prima i vigili, hanno poche radici questi alberi, quindi il rischio è anche maggiore. Sì, infatti questo tipo di pianta ha un apparato radicale molto superficiale, e quindi il rischio, appunto, essendo così inclinate, che possano veramente da un momento all'altro con quelle raffiche cadere e creare danni al museo e ai visitatori e ai miei cittadini. Il Comune comunque ha già effettuato un sopralluogo sugli alberi pericolanti? Sì, abbiamo fatto un sopralluogo sul resto degli alberi pericolanti, evidentemente, come si fa ogni volta che succedono eventi come queste raffiche di vento forte. Poi in particolar modo su queste piante avevamo fatto una potatura e una sistematura proprio quest'estate, proprio per evitare che ci fossero cadute di rami. Quindi c'è un monitoraggio comunque periodico, con manutenzione periodica? Certo, questo viene fatto in particolar modo qui in piazza, però in tutto il territorio comunale. Bene, ora grazie all'intervento dei vigili diciamo che il rischio non si pone più. Sì, infatti abbiamo chiamato i vigili del fuoco proprio per mettere in sicurezza l'area, e grazie al loro intervento sempre tempestivo e sempre pronti, rimetteremo in sicurezza l'area. Bene, grazie Sindaco. Per ora qui da Possagno è tutto. Direttore, le restituisco la linea. Grazie a Nancy Galdi e Andrea Benetti. E adesso andiamo invece a Monselice, perché come vi dicevo c'è stato uno smottamento sulla Rocca, è una frana già aperta, e vediamo l'intervento per mettere in sicurezza l'area con Chiara Gaiani, e c'è anche Cristian Roque Allende per la parte tecnica. A te Chiara. Direttore, buongiorno ai telespettatori. Sì, ci troviamo ai piedi del Colle della Rocca, dove ieri intorno a mezzogiorno, intorno alle 11, scusate, si è verificato uno smottamento, per fortuna di tipo superficiale, causato dalle piogge abbondanti cadute nella notte tra mercoledì e giovedì. Come dicevi, direttore, questa è una zona già monitorata dalla Regione, perché il colle è di proprietà della Regione, monitorata dai tecnici, già
già in passato sono stati fatti lavori di consolidamento. Adesso il collega Cristian Roque Allende vi fa proprio vedere che cosa è stato fatto ai piedi del colle per contenere eventuali movimenti franosi che già in passato si sono verificati. Nel 2013 quello più importante, che ha anche costretto 18 persone a lasciare le sue case. Quello di ieri, fortunatamente, lo ripeto, è stato un movimento di tipo superficiale, interessato pochi metri cubi della roccia che ricopre il collo, che è una roccia di tipo vulcanico, e immediatamente sul posto sono intervenuti i tecnici della regione che già questa mattina, a quanto ci ha detto il vice sindaco di Monselice, sono intervenuti con un drone per capire qual è stata l'entità del movimento franoso e decidere che come proseguire. Ovviamente c'è preoccupazione anche per una fessurazione che si troverebbe proprio al di sotto del castello che si trova sulla sommità della rocca, ma tutte queste sono valutazioni che si stanno facendo in queste ore per capire come procedere. Tra i primi a essere informata anche l'assessore regionale all'ambiente Elisa Venturini. Allora io vi lascio alla sua intervista, ringrazio Cristian Roque Allende per la collaborazione tecnica, poi la linea può tornare a voi. L'episodio che si è verificato sulla rocca di Monselice molto probabilmente è stato determinato dall'intensità delle piogge di questi giorni. Si tratta di uno smottamento superficiale, il terreno impregnato di acqua quindi è scivolato. Si tratta fortunatamente di un episodio dove c'è stato un movimento di pochi metri cubi di terra. Appena si è comunque verificato il fatto, si sono verificati sul posto i geologi della regione e la protezione civile per effettuare i controlli. Possiamo dire che non ci sono criticità per la sicurezza delle abitazioni, della strada sottostante, quindi per la circolazione. Comunque nei prossimi giorni continueranno le osservazioni e anche con i droni per tenere sotto controllo appunto quanto è accaduto e la situazione. Così l'assessora all'ambiente e alla protezione civile Elisa Venturini. Andiamo adesso a Venezia in diretta perché è ancora in corso la maratona per l'approvazione del bilancio e poi ovviamente ci sono le reazioni al terremoto nel centrodestra con le dimissioni della Santanchè, ieri Gasparri sostituito come capogruppo di Forza Italia da Stefania Craxi. Andiamo in diretta da Edi Kaliman, per la parte tecnica c'è Simone Merlo. A te Edi. Esatto direttore, buongiorno. Mentre a Roma e nei vari partiti regionali si discute insomma di questi cambiamenti all'interno dei partiti di maggioranza, come hai spiegato bene tu, io sono in compagnia di Andrea Tomello, siamo in consiglio regionale con Simone Merlo proprio perché è da 48 ore, 2 giorni più o meno che c'è in atto questa maratona sull'approvazione del bilancio che terminerà la prossima settimana. Oggi invece si attende l'approvazione del DEF, documento di economia e finanza utile proprio per il bilancio. Quello che ha un po' creato insomma delle tensioni è questa presentazione poi ritirata di questo maxi emendamento di cui si è tanto parlato, che conteneva di fatto anche degli emendamenti da parte della maggioranza che erano già stati presentati dall'opposizione. Tomello, ci spieghi un po' meglio, ci faccia capire che cosa è successo in questi 2 giorni. Intanto buongiorno. Diciamo, essendo molti di noi anche alla prima esperienza, qualche piccolo incidente di percorso, qualche piccola incomprensione può starci, visto che è una fase molto importante e abbiamo iniziato la legislatura da pochissimi mesi, quindi si era pensato di presentare un maxi emendamento dalla maggioranza, da alcuna parte della maggioranza, per arricchire il testo. Poi naturalmente si è visto che era un po' superfluo, che comunque può essere arricchito anche in un'altra maniera, e quindi non è stato presentato. La discussione poi è proseguita in maniera veloce, sta proseguendo in maniera veloce. Speriamo oggi pomeriggio di approvare questo documento, che è un documento molto tecnico ma in verità è molto importante perché delinea le basi, le linee strategiche per poi quello che sarà il bilancio che verrà votato la settimana prossima. Decisione che si attende in tardo pomeriggio, inizio serata? Speriamo di sì. Diciamo che la collaborazione con l'opposizione, tra maggioranza e opposizione, anche in sede di prima commissione bilancio, è stata positiva.
diciamo che c'è stato un confronto anche acceso a volte, ma sempre in maniera corretta e anche propositivo. L'obiettivo di tutti è quello di approvare prima possibile il bilancio, visto che siamo in un esercizio provvisorio, quindi la Regione attualmente non ha il bilancio, cercare di approvarlo prima possibile, speriamo la settimana prossima, per poi dare ai veneti uno strumento, alla Regione uno strumento per poter operare. Questo è il motivo per cui viene approvato in primavera e non invece in autunno come si è soliti fare? Assolutamente sì, di solito i bilanci della Regione vengono approvati entro il 31 dicembre, quest'anno si è votato, l'anno scorso si è votato a novembre, quindi non c'è stato proprio tempo per fare il bilancio e quindi viene fatto entro il 30 di aprile, ma noi contiamo di chiuderlo quasi un mese in anticipo, ovvero la settimana prossima. Errori di percorso, quindi questi emendamenti che hanno un po' tardato di fatto le votazioni, come vede queste 2 giornate un po' di caos all'interno del Consiglio? No, c'è stata discussione, ma non hanno ritardato praticamente di nulla, perché c'è stata discussione all'interno nostro, ma insomma poi l'obiettivo di tutti era comunque andare avanti e non perdere tempo, e devo dire che anche ieri sera abbiamo finito dopo cena, questa mattina abbiamo ricominciato alle 9:30, adesso continuiamo ad andare avanti finché riusciamo ad arrivare all'obiettivo che è l'approvazione finale. Ieri una maratona di 15 ore più o meno ci raccontavate? Sì, assolutamente sì, ma siamo sportivi, quindi siamo abituati alle maratone. Insomma, novità che ci saranno sull'approvazione o meno, se sarà rinviata di fatto quella del DEF, documento di economia e finanza. Grazie a Andrea Tomello, tutti gli aggiornamenti nei TG della sera. Grazie molte di Kalimann e Simone Merlo, e chiudiamo la parentesi della politica, andiamo avanti con la cronaca. Un ragazzo che era caduto durante una gara domenica scorsa in bicicletta è ricoverato in rianimazione pediatrica, questo quindicenne vittima di un incidente. La giovane promessa dello sport, con diverse vittorie alle spalle, secondo le prime ricostruzioni avrebbe riportato traumi importanti all'addome con varie lesioni interne cadendo dalla bicicletta. Per questo è stato ricoverato d'urgenza all'ospedale di Vicenza, dove è tenuto sotto controllo ma non è in pericolo di vita. Bimbi costretti a mangiare con le forchette infilate in bocca tanto da arrivare a vomitare. Bambini picchiati e minacciati o chiusi in una stanza al buio. Sono pesantissime le accuse a una 65enne maestra d'asilo di Verona. La procura ne ha chiesto il rinvio a giudizio. Nicola Zanetti. Ad appena un mese dall'inchiesta della Procura di Verona che ha portato alla chiusura di un asilo nido e all'interdizione di 5 maestre, emerge un altro caso in una scuola dell'infanzia della città scaligera. È stato infatti chiesto il rinvio a giudizio per una maestra della materna accusata di aver maltrattato per quasi 2 anni i bimbi che le erano stati affidati. Stando alle pesantissime accuse, la 65enne si sarebbe accanita in particolare contro una decina di bambini, tutti di un'età compresa tra i 2 e i 6 anni. Oltre a gridare contro i piccoli, inveendo e minacciandoli, la donna si sarebbe anche resa protagonista di episodi violenti. Quando un bimbo diventava ingestibile, ad esempio, secondo le indagini della procura, lo bloccava a terra e vi si sedeva sopra, oppure lo teneva fermo contro il muro con dei cuscini da palestra, o ancora lo rinchiudeva in una stanza da solo per punirlo. La maestra inoltre avrebbe tirato i capelli ai bimbi, li avrebbe picchiati con schiaffi e botte in testa e talvolta avrebbe anche impedito loro di andare in bagno. Al momento del pranzo, infine, li avrebbe forzati a mangiare infilando loro la forchetta in bocca mentre piangevano, tanto da arrivare a farli vomitare. Sono uscite le motivazioni con cui la Corte d'Assise del Tribunale di Padova ha condannato all'ergastolo Eric Zorzi per l'omicidio dell'ex moglie Nicoletta Rotaru. Sono di quasi 400 pagine le motivazioni con cui la Corte d'Assise di Padova ha spiegato la sentenza del 23 ottobre scorso che ha condannato in primo grado all'ergastolo Eric Zorzi, camionista di 44 anni, per l'omicidio dell'ex moglie Nicoletta Rotaru. La donna, 39 anni, era stata trovata senza vita nel bagno della casa di famiglia ad Abano Terme il 2 agosto del 2023. Era stato proprio l'ex marito a chiamare i soccorsi. Un suicidio inscenato, secondo la famiglia, che aveva chiesto e ottenuto che fossero riaperte le indagini. La donna si sentiva minacciata dall'ex marito e nel cellulare aveva installato un'app. Proprio dall'esame del cellulare è emersa la prova di quanto accaduto, un audio ascoltato in aula più volte. Da qui per i giudici la prova della determinazione di Eric Zorzi, che aveva deciso di togliere la vita all'ex moglie per avere il totale controllo su di lei. Eric Zorzi, che era stato arrestato nel marzo del 2024 da
davanti al cimitero di Abano, dove aveva trafugato la foto dell'ex moglie dalla tomba, si è sempre proclamato innocente. L'uomo è stato condannato all'ergastolo per omicidio volontario. La sentenza aveva anche confermato la revoca della patria potestà e i risarcimenti verso le parti civili, le 2 figlie minori, i familiari di Nicoletta Rotaru e il Centro Veneto Progetti Donna. Servizio di Chiara Gaiani e adesso vediamo l'appuntamento a sabato a Padova con il convegno Femminicidio e Orfani Speciali, cioè le tutele, la prevenzione e gli interventi integrati. Un convegno dedicato agli orfani e alle orfane di femminicidio, un'altra piaga sociale ormai, che spesso assistono direttamente alla violenza. Un appuntamento per analizzare le troppe criticità ancora aperte. Marta Zatta. Io sono rimasto orfano all'età di 19 anni nel 1997, quando ancora non c'era neanche il termine femminicidio, e quindi ero il classico orfano invisibile dove nessuno mai si è posto il problema che io esistessi e se avessi avuto bisogno di qualcosa. Giuseppe Del Monte ha avuto la forza di trasformare il dolore più profondo in un impegno concreto contro la violenza di genere. È nata per questo il 15 aprile 2024 Olga, Educare contro ogni forma di violenza, un progetto che porta il nome della madre, Olga Granà, uccisa nel 1997 dall'ex marito. Oggi Giuseppe ha ricostruito la propria vita e ha scelto di trasformare quella storia in un messaggio che racconta di prevenzione, formazione e tutela delle vittime di violenza, ma anche di tutti quei figli rimasti orfani che troppo spesso diventano invisibili per la società. Io e i miei fratelli ce la siamo dovuti cavare da soli nell'indifferenza più totale dal punto di vista istituzionale. È stato un percorso molto lungo il mio, 20 anni di silenzio, anni di psicoterapia, una volta che sono cresciuto e mi potevo permettere appunto di pagarmi una psicoterapia. E dopodiché, una volta elaborato questo lutto, ma ripeto, ci ho messo tanti anni, mi sono dedicato appunto a questa tematica e oggi tutto il mio dolore, diciamo così, si è trasformato in un impegno sociale. Con questo obiettivo l'Ordine degli Psicologi del Veneto, in collaborazione con l'Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto, ha organizzato sabato alla Fondazione OIC di Padova il convegno Femminicidio e Orfani Speciali, tutele, prevenzioni e interventi integrati, con uno scopo ben definito: promuovere un cambiamento culturale, perché solo così si può fermare davvero la violenza. Il reato di femminicidio è una cosa terribile, ma che porta con sé degli strascichi a lunghissimo termine, e che questi bambini, questi minori diventeranno degli adulti, dei cittadini, ed è giusto che questa società faccia di tutto per avere dei cittadini, per avere degli adulti che stiano bene e sereni con loro stessi. Quindi l'unico modo per farlo è far modo che tutte le figure che sono coinvolte in queste tematiche parlino insieme, si confrontino, siano consapevoli di quello che si sta facendo e di quello che possono fare. Sempre fare attenzione sulla rete, perché molti episodi di violenza sessuale nascono da incontri sul web. Un operaio vicentino, tanto per fare un esempio, si è finto un ragazzino per adescare una undicenne ed è stato arrestato. Lui si presenta come un 17enne di Milano, ma i mari di internet sono infestati da corsari che si fingono quel che non sono, e lui infatti non ha 17 anni e non è di Milano. Sarebbe un 38enne vicentino che, sotto mentite spoglie, avrebbe agganciato una ragazzina di 11 anni sui social. A quanto risulta, l'uomo, usando nomi e foto finte, avrebbe tentato di instaurare con la bambina una relazione sentimentale e, dopo aver guadagnato la sua fiducia, avrebbe anche ottenuto delle foto intime della giovanissima. Non ci sarebbero invece stati tentativi di incontrarla. A quanto risulta, i genitori della bambina hanno scoperto la chat in cui era stata adescata la figlia. Immediatamente hanno denunciato l'accaduto, segnalando agli investigatori della polizia di Rimini l'attività del sedicente 17enne. La polizia postale ha identificato l'uomo. Si tratterebbe di un operaio vicentino che vive con i genitori. Gli investigatori hanno sequestrato il telefono dell'indagato, su cui sarebbe stato trovato materiale probatorio a sostegno delle ipotesi investigative. Sulla base degli elementi raccolti, la Procura della Repubblica di Bologna ha chiesto e ottenuto dal GIP un'ordinanza di custodia cautelare. Per il 38enne vicentino sono stati disposti gli arresti domiciliari. Il servizio di Carlo Alberto Inghilleri, grande impressione ha suscitato l'aggressione, il ferimento di una professoressa di francese da parte di un suo studente che voleva vendicarsi
di un trattamento a suo giudizio discriminatorio, perché la professoressa avrebbe dato ragione a un suo compagno di classe dopo una lite. Questa professoressa è stata accoltellata ed c'è il lato oscuro dei social dietro questa storia, perché sono ragazzi alterati proprio dall'uso eccessivo di PC, tablet e di piattaforme. Abbiamo sentito un esperto come Lino Cavedon, che ha lanciato un monito agli adulti per questi ed altri casi del genere. Vediamo. Dall'adescamento online alla violenza tra giovanissimi, due facce dello stesso disagio. Nel primo, una undicenne finisce nella rete di un adulto che si finge coetaneo per conquistare la sua fiducia, fino a ottenere immagini intime. Il 36enne vicentino è stato arrestato. Nell'altro caso, un tredicenne accoltella la sua insegnante a scuola dopo aver trasformato l'aggressione in uno spettacolo da condividere sui social. Due episodi legati da un filo comune: fragilità e ricerca di attenzione in ambienti digitali senza filtri. Per gli esperti, come Lino Cavedon, che si occupa anche di devianze giovanili, è in atto un cambiamento nei giovanissimi di cui gli adulti non hanno coscienza. La prima considerazione importante è la preadolescenza non esiste più. Ed è da molto tempo che lo diciamo, quindi c'è un passaggio dall'infanzia all'adolescenza senza quel periodo in cui l'adolescente possa creare le basi del proprio io. L'altra considerazione è che il web purtroppo è un luogo dove non ci sono confini, dove non c'è protezione, dove non c'è un adulto che orienti nelle scelte. E la grande domanda è chi si incontra nel web. La grande preoccupazione è che oggi effettivamente i genitori e a volte anche la scuola incidano meno del web per quanto riguarda il coltivare modelli comportamentali. Quindi è importantissimo che aiutiamo i ragazzi a produrre pensieri propri. Chiaramente siamo in presenza di grandi fragilità, ma non sono innaturali, perché la preadolescenza è il tempo in cui ci si mette in gioco, si fanno esperienze e si cerca di capire il proprio valore. E questi ragazzi che finiscono nelle maglie della rete, che vengono poi indotti a compiere anche gesti estremi, non si rendono conto della fortuna che hanno, si vivono in un paese come questo e non hanno problemi di salute. Prendono esempio invece dalla forza e dal coraggio di Bebe Vio. Qui la vediamo in un'intervista del Corriere del Veneto, diretto da Alessandro Russello. Bebe Vio racconta perché ha deciso di passare dalla scherma all'atletica. Mi ricordo perfettamente la prima volta che ho messo la mia maschera a scherma, che era più bassa del fioretto, quindi non è facile né da ammettere né da dire a voce alta che comunque non faccio più scherma, però è bello, cioè sono stata tanto bene. È stata la mia famiglia per tantissimi anni, quindi non ho intenzione di lasciare del tutto la mia famiglia della scherma. Sono follemente innamorata di questo sport, sono sempre stata follemente innamorata dello sport in generale, ma della scherma ovviamente rimarrà la cosa più bella del mondo. Quindi devo dire che me ne sono godute tutte al 100%. Io non piango mai davanti agli altri. È stato bellissimo. E c'è 15ª stoccata, Beatrice Vio è campionessa paralimpica 2016. Alla prima Paralimpiade Bebe Vio conquista la medaglia d'oro. Cioè mi sono veramente divertita fino all'ultimo, però poi ho deciso che non potevo più chiedere così tanto al mio corpo. Diciamo che casini fisici ne ho avuti tanti. Il mio corpo non sempre mi ha seguito del tutto, poverino, ha fatto quello che poteva, è stato fin troppo bravo come corpo. Tutto questo stare costantemente verso sinistra mi aveva praticamente ruotato tutte le vertebre e in pratica non si è capito se era un nervo o un'arteria che mi bloccava proprio qua sulla cervicale e non mi arrivava proprio, non connettevo più a un certo punto. È stato
La paura di tirare è una cosa bruttissima, perché non è la paura di perdere, perché la paura di perdere è una cosa che si può totalmente gestire, perché è solo mentale. La paura di rimanere bloccata di base tutta la parte destra per me vuol dire non poter usare più le protesi, vuol dire, cioè, se poi ci rimango così, la mia paura più grande era quella, e poi se rimango realmente paralizzata per metà. L'ultimo match è stato difficile perché sapevo che sarebbe stato l'ultimo match della mia vita, e quindi lì è stata tosta, però è stato bellissimo. Tutta la mia famiglia là, tutti i miei amici, è stato veramente figo. Io ho bisogno di fare sport, per me è veramente ossigeno andare in palestra. Gli allenatori diventano più di allenatori, veramente diventano parte integrante di una quotidianità e di una famiglia, quindi la mia paura grande era anche perdere un po' una parte di famiglia realmente, quindi da lì abbiamo detto ok, non molliamo con lo sport, mi sento ancora abbastanza giovane per continuare a fare sport. Ste povere gambe adesso è toccata a loro, hanno vissuto fin troppo bene questo periodo, però è un mondo nuovo, è un mondo molto figo e sono molto molto contenta. Ecco ragazzi, prendete esempio da Bebe Vio, vediamo invece altri ragazzi che non prendono esempio e che si dedicano ad atti di vandalismo, vediamo. Le placche degli sciacquoni bruciate e colate, buchi sulle porte, serrature danneggiate. Di fronte all'ennesimo atto vandalico nei bagni dei maschi, la dirigente scolastica del liceo Duca degli Abruzzi di Treviso, Emilia Imbrenda, ha inviato a tutte le famiglie una circolare sottolineando come negli ultimi tempi i casi si susseguano. La preside richiama da una parte docenti e collaboratori scolastici alla sorveglianza dei ragazzi anche durante la ricreazione, dall'altra le famiglie a sensibilizzare i propri figli. Rompere una sedia, imbrattare un muro, danneggiare un dispositivo tecnologico o gli arredi dei locali scolastici non è una bravata, sbotta, ma un atto che danneggia tutti, anche economicamente. Non solo i bagni presi di mira, anche un banco mezzo annerito dal fuoco. Notizia che arriva all'indomani degli alcol test in piazza durante un'iniziativa dedicata alla sicurezza stradale in cui alcuni studenti sono risultati positivi già dal mattino. E più che sentire cosa ne pensa il sindaco, dovremmo sentire cosa ne pensano i genitori di questi ragazzi, perché pensare che alle 9 del mattino ragazzi di 14-15 anni siano già alterati dall'alcol, evidentemente c'è qualcosa che non funziona anche a livello familiare più che a livello comunitario. Il pensiero va ai casi estremi, al 13enne che nel bergamasco ha accoltellato l'insegnante a scuola. Sono comunque preoccupato, devo dire che dobbiamo anche interrogarci sui contenuti di certi brani che i giovani ascoltano, sui contenuti di videogiochi che sono estremamente violenti, sui contenuti delle serie TV che costantemente questi ragazzi guardano e sui contenuti che girano anche nelle piattaforme social. E quindi anche in questo caso credo che soprattutto da parte degli adulti serva un'azione di monitoraggio importante per evitare che certi contenuti influenzino poi la vita reale dei nostri ragazzi. Il tema della violenza su social e piattaforme ripropone il nodo dell'uso dello smartphone in giovanissima età. La responsabilità oggi ce l'ha ancora una volta l'adulto. Non si dà il telefono e se si dà il telefono deve essere mediato, controllato. Non basta, molto spesso i ragazzi coinvolti in casi di cronaca sono preda di dipendenze. Alcol e abuso di droghe sono un problema grossissimo che riscontriamo spessissimo quando ci sono atti di vandalismo, quando ci sono aggressioni, pestaggi. Dobbiamo condannare l'utilizzo delle sostanze stupefacenti, soprattutto quelle nuove, a basso costo, reperibili, l'utilizzo di farmaci e l'uso di alcol, va bene, l'abuso sui minorenni no, e dobbiamo essere molto chiari su cos'è abuso. E poi il linguaggio violento, l'aggressività degli adulti, insomma loro sono il nostro specchio. E giù le serrande per 45 giorni per la discoteca Next di Padova per gravi motivi di sicurezza pubblica. Il provvedimento arriva dopo un'escalation di violenze culminata nella rissa dove un 19enne trevigiano rimase gravemente ferito all'occhio. Una scia di violenza culminata in una rissa brutale, serrande abbassate per 45 giorni per la discoteca Next di via Montà a Padova. Il questore ha disposto lo stop dopo 5 gravi episodi, l'ultimo dei quali ha lasciato un 19enne di Pieve di Soligo ferito all'occhio da un coccio di bottiglia. La Polizia di Stato ha notificato la sospensione della licenza per gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica. Una decisione maturata dopo settimane di interventi e segnalazioni che hanno delineato un quadro sempre più critico. Dall'inizio dell'anno almeno
5 episodi di violenza hanno scandito l'attività del locale, tra risse, aggressioni e tensioni continue. L'apice nella notte del 22 marzo, poco prima dell'alba, una rissa violenta, poi il colpo con una bottiglia rotta. Un giovane di 19 anni è rimasto ferito gravemente all'occhio sinistro, trasportato d'urgenza in ospedale per un intervento chirurgico. L'aggressore è stato rintracciato e arrestato poco dopo. Ma non è un caso isolato. Nei giorni precedenti, scontri tra clienti addetti alla sicurezza, pestaggi nel parcheggio e liti, nate spesso sotto l'effetto di alcol, avevano già richiesto l'intervento delle volanti. I controlli hanno fatto emergere anche irregolarità nella gestione e carenze nelle misure di sicurezza, insieme alla presenza abituale di soggetti ritenuti pericolosi. Elementi che, messi insieme, hanno convinto la questura. Troppo alto il rischio per l'incolumità degli avventori, da qui la decisione di fermare tutto per 45 giorni. Sentiamo Daniela Sizzia per un grave fatto di violenza con i clienti che sono stati fatti inginocchiare con la pistola puntata alla testa. Erano clienti della sala slot Admiral a Villorba. Sono stati identificati i malviventi che avevano messo a segno questa rapina. Daniela Sizzia. Armati di pistola, con il volto travisato da passamontagna, pronti a tutto. 2 malviventi avevano fatto irruzione nella sala slot Admiral a Villorba il 15 novembre 2025. Una rapina efferata, avevano fatto inginocchiare i clienti, poi puntato l'arma verso la commessa, gli avevano intimato di consegnargli il denaro in cassa, un bottino di circa 1.300 euro. Poi la fuga con un'auto rubata poche ore prima, sempre a Villorba. Prima di scappare, i 2 malviventi avevano chiuso le persone presenti all'interno di uno sgabuzzino del locale. I carabinieri della stazione di Villorba sono riusciti a identificare i rapinatori. Si tratta di 2 pregiudicati di 41 e 48 anni, entrambi residenti a Castelfranco Veneto. Siamo arrivati a loro tramite alcune tecniche investigative diciamo innovative. Abbiamo preso dei filmati di videosorveglianza e abbiamo fatto delle perizie anche di tipo antropometrico per poter risalire ai soggetti, di cui chiaramente avevamo già un'idea, e poter avere poi la conferma che fossero loro i 2 autori del reato. I 2 si trovano già rinchiusi in carcere a Padova per una serie di rapine ammesse a segno in varie province del Veneto e in Lombardia. Il loro modus operandi era consolidato. Nel mirino anche diversi supermercati. I carabinieri, dopo gli accertamenti, hanno fatto scattare le perquisizioni nelle abitazioni dei 2 soggetti. In particolare è stato trovato l'abbigliamento che corrisponde a quello che indossavano i 2 autori della rapina nel corso appunto dell'evento di novembre del 2025. In più è stato trovato un strumento da scasso che serve per aprire alcuni tipi di autovetture, in particolare loro prediligevano un tipo di autovettura, un tipo di utilitaria, e un dispositivo cosiddetto jammer che serve a inibire eventuali microspie, eventuali altri dispositivi elettronici che poi noi utilizziamo di solito per le captazioni investigative. Non solo, è stata anche trovata una pistola scacciacani priva del tappo rosso. I 2 sono stati raggiunti da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 23 marzo dalla Procura di Treviso proprio per la rapina avvenuta a Lancenigo. Potrebbero essere responsabili di altri colpi. L'attività svolta a Padova più la nostra fanno capire sicuramente che sono sospettati di essere responsabili, quantomeno autori di più colpi, e stiamo approfondendo per vedere se la loro responsabilità può essere allargata anche ad altri eventi. Sui social sono comparsi dei post che riferivano di un allarme bambini rapiti nella zona del Montello. Si tratta di veri e propri fake, lo ribadiscono a chiare note i sindaci Paolo Guizzo di Voppago del Montello e Andrea Maccari di Giavera del Montello. A seguito di verifiche puntuali si conferma che non esiste alcun riscontro oggettivo né alcuna denuncia formale per tali episodi. Si tratta di messaggi virali privi di fondamento che ciclicamente riemergono sui social alimentando un clima di paura del tutto ingiustificato, ha detto il sindaco Paolo Guizzo, al quale ha
ha fatto seguito anche una dichiarazione del collega Maccari che dice: la sicurezza dei nostri bambini è e resterà sempre una priorità assoluta per tutta la nostra comunità, con l'invito a non prendere per buoni questi allarmi completamente fasulli. Sul tema è intervenuto anche il sindaco di Spresiano, Marco Della Pietra, anche egli allertato da varie segnalazioni di presunti tentativi di adescamento o rapimento ai danni dei minori, episodi anche in questo caso, dopo un confronto con le forze dell'ordine, smentiti categoricamente. Momenti di tensione al pronto soccorso dell'ospedale dell'Angelo a Mestre perché è stata aggredita e ferita una guardia giurata. Ennesima aggressione all'alba al pronto soccorso dell'ospedale dell'Angelo di Mestre nel Merino, stavolta non il personale medico bensì una guardia giurata che intorno alle 5:30 del mattino ha sorpreso una persona con problemi di tossicodipendenza all'interno dei bagni della struttura mentre si stava iniettando una dose di stupefacente. Purtroppo ne registriamo continuamente, non solo la nostra azienda ma anche nelle altre aziende. Noi lavoriamo molto con i sanitari, con le forze dell'ordine anche per attenzionare e anche rispondere in maniera precisa e puntuale a quello che succede nelle nostre aziende sanitarie e per tutelare i nostri lavoratori. Alla vista dell'addetto alla sicurezza l'uomo ha reagito con violenza scatenando una colluttazione. La guardia giurata è stata aggredita e ha riportato alcune contusioni rendendo pure necessario l'intervento del personale sanitario. Sul posto intervenute anche le forze dell'ordine per riportare la situazione alla calma e identificare il responsabile. Purtroppo è un fenomeno che non sta dimostrando un calo, ma anzi un'aggressività continua, forse anche frutto di una esasperazione che a volte avviene quando si ha una malattia, quando si arriva in un luogo si vorrebbe essere subito presi in cura, però sappiamo bene che negli ospedali ci sono delle priorità da rispettare quando uno arriva nei nostri pronti soccorsi e quindi chi arriva deve anche arrivare con questo spirito insomma, di collaborazione. L'episodio riaccende l'attenzione sulle condizioni di sicurezza nel pronto soccorso, sempre più spesso teatro di tensioni e aggressioni ai danni del personale in servizio. E quindi credo che tutti assieme, se lavoriamo anche per far capire quanto sia importante il rispetto degli altri, insomma, faremo un'opera sicuramente meritoria. Servizio di Anna Maria Parisi. Intanto un uomo di Thiene è finito in ospedale a Sant'Orso per aver assunto la droga nota come polvere di scimmia, facilmente reperibile sul web, ma dalle conseguenze potenzialmente devastanti per l'organismo. Ferdinando Garavello. È arrivato il pronto soccorso di Sant'Orso in stato di forte agitazione, con euforia e alterazioni comportamentali evidenti. Protagonista un uomo di 58 anni residente a Thiene che ha assunto una sostanza acquistata sul web nota come Monkey Dust, una droga chimica con effetti stimolanti simili alle anfetamine o alla cocaina, ma con conseguenze spesso imprevedibili. Da tutta una serie di effetti tipo pressione alta, euforia, allucinazioni. Può dare tachicardia, pressione alta, dilatazione delle pupille ed è sicuramente da tenere in monitoraggio dal punto di vista dei parametri vitali e di alcuni parametri laboratoristici, insomma, per mandare a casa poi in sicurezza la persona. La cosiddetta polvere di scimmia era già arrivata anni fa nel Bassanese, con alcuni casi approdati in pronto soccorso, poi era sparita. Ma adesso è facilissimo trovarla sul web e il rischio di trovarsi di fronte a droghe sintetiche tanto semplici da acquistare quanto imprevedibili nelle ripercussioni per la salute. Basta avere una carta di credito e qualsiasi cosa, legale o illegale, è assolutamente raggiungibile tramite il web. Vi dico la verità che poi dal punto di vista anche delle analisi di laboratorio per rilevare questo tipo di sostanze, essendo delle molecole sintetiche, vengono sintetizzate con tipologie diverse e nel giro di 10 giorni il kit per rilevare una certa sostanza può non rilevare quella che è stata creata 10 giorni dopo. Quello delle droghe online è un mercato in continua espansione ed evoluzione e i medici richiamano tutti a una maggiore attenzione e a informarsi su quanto sta succedendo nel mondo delle sostanze stupefacenti. Le cui zone d'ombra non sono mai troppo lontane dalla luce della quotidianità. Credo che serva un maggiore investimento dal punto di vista dell'informazione della popolazione sui possibili effetti collaterali
sia a breve che a lungo termine di tutte queste sostanze. Un anno di denuncia, un anno di squalifica, scusate, per il portiere del Legnaro che durante una partita di calcio di terza categoria scavalcò la recinzione e aggredì alcuni tifosi. Dal campo alla tribuna, poi l'aggressione. È costata una squalifica di un anno a Edoardo Tasca, portiere del Legnaro 84, protagonista di un episodio di violenza durante la partita di terza categoria del 22 marzo contro il San Giuseppe a Bano Terme. Al termine del primo tempo, il giocatore ha scavalcato la recinzione raggiungendo gli spalti, dove ha prima insultato e poi colpito alcuni tifosi, sferrando pugni al volto a uno di loro. Secondo la società, il gesto sarebbe stato dettato dal tentativo di difendere il padre coinvolto in un litigio, una motivazione che però non ha attenuato la decisione del giudice sportivo, che ha parlato di condotta violenta. Sul posto, infatti, erano intervenuti i carabinieri e il SUEM per medicare i feriti, mentre la gara è ripresa dopo un'interruzione di 24 minuti. Il club si è dissociato dall'accaduto e ha annunciato provvedimenti interni. Sanzioni economiche anche per le due società coinvolte. Il Legnaro 84 dovrà pagare una multa di 250 euro, mentre il San Giuseppe di 100. Dice Marta Zatta, anche i politici sono vittime spesso degli haters, i leoni da tastiera. La segretaria del PD veneziano Monica Sambo ha reso noti diversi messaggi ingiuriosi che le sono arrivati via social e ora partiranno le denunce. Quelli che vedete sono solo alcuni dei commenti sessisti e violenti in alcuni casi che ho ricevuto in questi giorni nei social. Ha scelto di condividere e rendere pubblici gli insulti sessisti e violenti, le minacce, perfino gli auguri di violenza sessuale ricevuti via social in questi giorni. Monica Sambo, consigliera comunale e regionale e segretaria del Partito Democratico di Venezia. Un campionario desolante di frasi pesantemente ingiuriose, riferirle in televisione magari con perifrasi che limitando nella volgarità rendano l'idea del loro sconfortante retroterra culturale impossibile. Monica Sambo le ha comunque volute rendere pubbliche proprio attraverso i suoi social. Purtroppo non è la prima volta che accade e purtroppo non accade solo a me, succede a tantissime donne, soprattutto impegnate in politica. Ovviamente mi rivolgerò alle autorità competenti, ma è importante denunciare perché questo tipo di comportamenti non vanno normalizzati. Una violenza vile e inaccettabile che va condannata senza esitazioni, l'ha definita Andrea Martella, segretario regionale del Partito Democratico e candidato sindaco a Venezia. Un tentativo vergognoso di intimidire, zittire e umiliare, ma pochi odiatori, ha concluso, non possono inquinare la discussione pubblica né scoraggiare chi fa politica con serietà e passione. Per il vice segretario del Partito Democratico veneziano Denny Carella non è possibile che nel 2026 ci sia ancora gente che davvero creda di potersi permettere di agire in questo modo restando impunito. Carella invita tutti a fare quadrato attorno a Monica Sambo e a tutte le persone che sono vittime di queste espressioni becere, come di recente è accaduto anche all'assessore comunale uscente Paola Mar. Per il Partito Democratico di Venezia è ora di dire basta. La società di oggi non può permettersi di sentirsi ancora aggredita da queste frasi, si legge in un comunicato che si chiude con un ultimo appunto. È bene che questi pavidi conigli, più che leoni da tastiera, sappiano che ad azione corrisponde conseguenza, anche legale. Servizio di Filippo Fois, un clima infuocato all'ultimo Consiglio Comunale di Venezia prima delle elezioni, molti punti all'ordine del giorno, ma ad accendere il dibattito tra maggioranza e opposizione il giudizio sugli 11 anni di amministrazione Brugnaro. Sono volate anche parole grosse. Vediamo. Cafarsetti si trasforma subito in un'arena anche nell'ultimo consiglio comunale dell'era Brugnaro. L'ordine del giorno sarebbe già di per sé monumentale, 15 pagine che partono dal bilancio di previsione per gli esercizi finanziari e sconfinano in un ingorgo di mozioni e soprattutto di raccolte firme di cittadini in attesa anche da mesi di una risposta dal comune. Una petizione sul riassetto dell'area dell'ex Umberto I, una per essere consultati sulla ciclovia del Lido, una contro Baccari Tour e addio al celibato. E ancora petizioni per la chiusura e lo spostamento della mensa Ca Letizia di Via Querini, contro l'installazione di un'antenna di telefonia a Sant'Erasmo, per il ripristino della linea 9 tra Desa e Mestre.
Ma il clima in aula è rovente. Il dibattito si infiamma già al primo punto, trasformandosi in uno scontro a tutto campo su questi 11 anni di amministrazione Brugnaro, dai musei civici alle case sfitte, dai trasporti pubblici alla biennale, dalla sicurezza alla mancanza di sicurezza. Andate nelle altre città, e io dovrei aggiungere gestite da centro-sinistra, c'è una roba che la gente che dorme a cavallo, che robe di sport, altro che mestre, un gioiello, così piazza Ferretto. Se poi qualcuno vuole specularci, ci speculi pure. Io a Mestre sono orgoglioso di avere una città del genere, bellissima. Il Consiglio inizia poco dopo le 9. Lo scontro parte subito e va avanti per un paio d'ore. Un'altra ora è occupata dall'intervento del sindaco. Alle 14 si è ancora al secondo punto dell'ordine del giorno. Chi ha organizzato le raccolte firme attende con i documenti in mano, col dubbio che non si arrivi mai ad affrontare il proprio argomento. A Venezia il comitato danni da Movida. Questa petizione chiede che venga modificato alcuni punti dell'articolo 35 e sono quelli che riguardano il consumo di alcol per le strade e il consumo di alcol fuori dai locali senza plateatici autorizzati. A Mestre il comitato ex Umberto I. Abbiamo un'area che ha una linea del fiume Marzenego da preservare, che viene invece totalmente cementificata con 4 torri, di cui una di 87 metri, 3 metri di più della torre Hybrid. La prevista demolizione di un bene storico testimoniale come uno dei padiglioni, il padiglione De Zottis, al posto del quale verrà fatto un parcheggio a raso. C'è anche una mozione di Terra e Acqua 2020 sostenuta da quasi tutti i partiti di opposizione per una moratoria delle affittanze turistiche, ma a sera, quando il sole tramonta su Ca' Farsetti, il Consiglio è ancora in pieno svolgimento. Dice Filippo Fois, se avete visto lo scontro in particolare tra Gianfranco Bettin e il professor Stefano Zecchi. Andiamo in pubblicità con i nostri registi Francesco Ceron e Marco Gagliazzo. Torniamo subito, grazie. Grossi problemi anche per l'economia del Veneto a seguito delle guerre in corso. In un'intervista a Giornale di Vicenza, la presidente di Confindustria, Barbara Beltrame Giacomello, lancia l'allarme e dice: energia, investimenti e commercio globale, è a rischio il mondo delle imprese. Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, la situazione nel Bellunese in base ai dati INAIL incrociati con l'attività dello Spisal dell'ULSS 1. Gli infortuni sono in lieve calo nel 2025, ma l'attenzione resta alta, purtroppo si ripetono gli incidenti mortali. Il 2026 non è iniziato bene sul fronte della sicurezza nei luoghi di lavoro. 2 lavoratori sono ancora ricoverati in gravi condizioni all'ospedale di Treviso. Uno, risultato in nero, caduto da un balcone, l'altro da una scala a pioli. L'edilizia, il settore interessato che dai dati esposti dallo Spisal dell'ULSS 1 Dolomiti nel 2025 è quello dove maggiore è stata l'incidenza degli infortuni denunciati, 1912 contro i 1924 del 2024. Il calo complessivo, compresi gli infortuni in agricoltura e quelli cosiddetti per conto dello Stato, ambito in cui rientrano anche gli studenti, è pari al 2,4%, in controtendenza rispetto al dato generale del Veneto. Il dato Veneto dimostra un lieve aumento che si aggira attorno al 2,5%, mentre in provincia di Belluno, assieme alla provincia di Rovigo, gli infortuni denunciati sono diminuiti. In Veneto abbiamo alcune province che portano a un numero maggiore di infortuni e sono rappresentati dalle grosse province, in particolare la provincia di Padova e la provincia di Verona. 2 gli infortuni mortali nel 2025, il coltivatore di Borgo Valbelluna è investito e ucciso da una rotoballa e il disgaggiatore di Livinallongo è investito da attrezzatura di lavoro. L'attività di vigilanza si è conclusa con 125 verbali di prescrizione, 2 verbali di illecito amministrativo, 5 di sequestro attrezzature a seguito di infortunio grave. Il focus dell'attività dello Spisal nel 2025 ha riguardato l'edilizia e l'agricoltura, ma anche le grandi opere e gli impianti a fune, settore quest'ultimo che ha visto la ripresa dell'attività di controllo dopo 2 infortuni, uno dei quali mortale.
Abbiamo deciso di riprendere in mano il comparto. Abbiamo iniziato lo scorso anno convocando le aziende, sono state spiegate le priorità che dovevano essere portate avanti. Abbiamo costruito una checklist e consegnato loro spiegando come fare l'autovalutazione o da soli o principalmente con i loro tecnici, e quest'anno a giugno inizierà l'attività di vigilanza. Obiettivi futuri: promozione e sensibilizzazione per una prevenzione più concreta nei luoghi di lavoro con una attenzione ai giovani. Stiamo facendo anche attività con le scuole insieme agli altri enti, l'INAIL, il Vigili del Fuoco, per cercare di aumentare proprio questa cultura della sicurezza nei giovani. Servizio di Tiziana Bolognani, e oggi disagi per lo sciopero dei trasporti e delle scuole. Vediamo un titolo, uno dei tanti titoli sui giornali che parlano dello sciopero e dicono come funziona, trasporti pubblici e scuola a rischio stop, tutti gli orari, eccetera. E a parte gli scioperi, in Veneto ci sono altre cancellazioni di corse sulla linea fra Bassano e Venezia e i pendolari sono esasperati. Ci risiamo, anche oggi un treno della linea che collega Bassano del Grappa a Venezia è stato soppresso, alla faccia delle centinaia di pendolari che ogni mattina utilizzano la tratta per andare a lavorare o a studiare. Era già accaduto nei giorni scorsi, come confermano i tanti messaggi arrivati in redazione dei telespettatori del TG Bassano, ma alle richieste di informazioni le ferrovie avevano risposto che si trattava di guasti o problemi al materiale rotabile. Questa risposta ha suscitato molte perplessità fra i pendolari, che sottolineano come un giorno o due possa anche verificarsi un guasto o un problema ai treni. Ma questo sembra qualcosa di diverso, e della faccenda è stata infatti informata anche Morena Martini, ora consigliera regionale, che conferma di averne parlato con l'assessore competente. Sulla soppressione di alcuni treni della tratta Bassano-Venezia c'è la massima attenzione a livello regionale. Ho segnalato la questione all'assessore Ruzza, proprio ieri c'è stata una riunione fra l'assessore e le ferrovie dello Stato, quindi massima attenzione a 360 gradi. La crisi era quindi già sul tavolo dell'assessorato, ma anche Morena Martini ne era a conoscenza perché è coinvolta come utente. Sentite. Molta vicinanza a chi rimane a piedi, io tra l'altro sono proprio una di loro perché prendo quel treno tutti i giorni. Non solo studenti e lavoratori quindi, ma anche amministratori e turisti devono fare i conti con queste cancellazioni a singhiozzo. E la domanda a questo punto è una sola: cosa sta succedendo su quella linea? Servizio di Ferdinando Garavello, restiamo sempre nel Bassanese. Il consorzio turistico Vivere il Grappa è intervenuto dopo gli incidenti con i parapendini nei giorni scorsi. Il volo libero sul Monte Grappa è sicuramente un'attività trainante per il turismo. Parliamo di 67.000 presenze in un anno, mi riferisco all'anno 2024, quindi circa 100.000 decolli. Giusto per dare qualche dato, perché è su questo che noi ci basiamo, sono dati forniti dalla Pedemontana Emergenza con cui noi collaboriamo. Si parla di circa una cinquantina di 40-50 incidenti durante l'anno. Di questi 40-50, una decina magari possono avere una prognosi un po' più impegnativa, e gli altri sono tutti fortunatamente cose che si risolvono molto in velocità. Quindi 50 diviso 100.000 abbiamo una percentuale dello 0,075% di incidenti. Nicoletta Frigo, del consorzio turistico Vivere il Grappa di Borso, di cui è presidente Emanuele Reginato, risponde al comitato La Voce del Paese dopo gli incidenti dei giorni scorsi e sui pericoli. Abbiamo un dato zero, e il dato zero è riferito al numero di casi in cui viene coinvolto un cittadino. In 40 anni di volo libero questo non è mai successo. Abbiamo persone che arrivano da tutto il mondo, la fanno da padrona ovviamente i tedeschi, gli austriaci, i polacchi, ma abbiamo persone che arrivano dal Sudafrica, dal Brasile, dall'Argentina, dalla Cina, dal Giappone. Quindi è veramente internazionale, perché da noi si vola più di 300 giorni all'anno. Agli esponenti del comitato che cosa volete rispondere? Rispondiamo che siamo sempre aperti al dialogo, sempre disponibili ad un confronto. Quanto al tema della visibilità,
La percezione che si ha da giù, quella che possono avere i cittadini, non è esattamente quella che c'è all'altezza del decollo. Intervista di Ivano Tolettini, vediamo cosa è successo a Vicenza, incidenti, traffico, attraversamenti pericolosi. Il sindacato degli infermieri Nursind chiede all'amministrazione comunale l'installazione di un semaforo in corrispondenza delle strisce che portano a Parco Astichello per garantire la sicurezza non solo dei cittadini ma anche dei dipendenti sanitari che lavorano al San Bortolo. Luisa Bertini. Via Fratelli Bandiera, zona San Bortolo, area trafficata in cui si sono registrati diversi incidenti negli anni che hanno coinvolto ciclisti o pedoni, l'ultimo dei quali la scorsa settimana all'altezza dell'attraversamento pedonale in corrispondenza di Parco Astichello. Di qui la richiesta all'amministrazione comunale di mettere in sicurezza l'area percorsa soprattutto da cittadini che si recano in ospedale o dal personale sanitario. Tra le proposte sul tavolo, il sindacato degli infermieri Nursind chiede l'installazione di un semaforo pedonale. Ci troviamo in prossimità di quello che è anche il parcheggio dei dipendenti che vengono da lontano, che hanno assegnato questo posto e pensiamo ci sia la necessità assoluta di un semaforo pedonale. Anche questa mattina, passando alle 7:30, un ragazzino ha rischiato di essere travolto per l'attraversamento lungo delle 4 corsie e quindi riteniamo che sia per l'utenza che per i dipendenti si debba trovare una soluzione per mettere in sicurezza assolutamente questo viale. E proprio chi la percorre quotidianamente ne segnala la pericolosità e sottolinea l'esigenza si mette in sicurezza un nodo viario così delicato. Per me servirebbe un semaforo, a volte metto la macchina qua al parcheggio e attraverso la strada ma guardo e gli faccio segnale qua a mano se si fermate perché diventa pericoloso, soprattutto anche là nelle celle mortuorie. Lì proprio non si vede perché mettono proprio le macchine nel parcheggio vicino e lì se non stai attento a guardare assolutamente succede qualcosa ed è pericoloso, infatti è successo incidenti qua ma anche tante altre parti ogni giorno succede. Sì, c'è un semaforo o qualcuno che ci sia nei momenti diciamo più frequenti, per esempio a mezzogiorno vengono fuori i ragazzini, penso di sì. È partita a pieno ritmo a Padova la costruzione della seconda torre della città della Speranza con la nuova Cell Factory per lo sviluppo di terapie innovative contro i tumori. Ruspe in azione, lavori già avviati. Prende forma a Padova il nuovo progetto della Fondazione Città della Speranza. Dopo la posa della prima pietra il 28 febbraio è iniziata la realizzazione della seconda torre accanto all'Istituto di Ricerca Pediatrica inaugurato nel 2012. Secondo il cronoprogramma, la struttura dovrebbe essere completata entro l'estate del 2027. Vedrete che se ci abbiamo avuto due anni per la burocrazia, in un anno noi concluderemo il progetto, ma non perché siamo eccezionali, ma perché noi ci organizziamo, siamo pragmatici, con le imprese parliamo chiaramente e se non scende il diluvio universale, ma spero che ci sia un po' di tempo rispetto a quello, no, noi considereremo nei tempi in cui teoricamente, normalmente si dovrebbero fare le cose. Se fosse possibile costruirei in un giorno. Un intervento strategico che include anche la Cell Factory, laboratorio dedicato allo sviluppo di terapie avanzate contro alcune forme tumorali. La nuova frontiera è sicuramente il discorso di questa Cell Factory. La Cell Factory è un'officina farmaceutica in cui sarà possibile produrre le cosiddette terapie avanzate. Cosa vuol dire? Un esempio sono le cellule CAR-T. Questi sono dei linfociti, delle cellule che vengono prelevate dal paziente che ha una leucemia, vengono trattate dal punto di vista genetico, quindi gli si cambia il DNA, queste producono un recettore che poi viene reiniettato nel paziente e va a uccidere le cellule tumorali. Quindi no chemioterapia, no radioterapia, queste sono le terapie di frontiera che saremo in grado di produrre qui nella Cell Factory del nuovo edificio. Tra le mission della Fondazione anche quella di impedire la fuga di cervelli. Una delle nostre missioni è proprio quella di dare spazio ai giovani. Qui in Torre abbiamo più di 200 ricercatori e il 43% hanno meno di 35 anni. Quindi da questo punto di vista abbiamo tutte le carte in regola, ma soprattutto
Siamo sul fatto di prevenire il fatto che vadano all'estero. E a proposito di salute e di quanto di straordinario si può fare nel campo della medicina e della ricerca, oggi anche grazie ai trapianti, vediamo la storia di una donna che donando un organo al marito lo ha salvato. Andrea Busnardo e Roberta Oliveiro Neilson sono due antropologi fisici e vivono nella loro casa a Casoni di Mussolente. Compagni sul lavoro, ma soprattutto compagni di vita. Fin qui nulla di strano, se non fosse che il loro legame è stato reso ancora più forte dopo che la dottoressa Oliveiro Neilson non ci ha pensato due volte e ha donato un rene al marito nel momento in cui è diventato vitale un trapianto. È proprio il dottor Busnardo che ci racconta come tutto sia iniziato quasi all'improvviso. Una visita cardiologica seguita a una visita medico-sportiva dopo un intervento a un ginocchio, esami del sangue che hanno fatto saltare sulla sedia un cardiologo, l'ingresso in nefrologia al San Bassiano, il primo ricovero e la diagnosi, insufficienza renale al 5° stadio. Da qui inizia un percorso duro, superato solo grazie a una grande rete di amore, affetti, professionalità e umanità. Mi viene proposta la dialisi da subito, però si apre la possibilità del trapianto o da cadavere o da donatore vivente e si decide di tentare di posticipare la dialisi con una dieta molto stretta e la terapia poi da seguire. Inizio questo percorso, vengo dimesso, i controlli sono molto serrati chiaramente perché al primo accenno sarei dovuto tornare in ospedale, al primo raffreddore, alla prima febbre ovviamente. Per fortuna le cose vanno bene, i valori si stabilizzano, per cui di fatto sono riuscito ad arrivare al trapianto senza ricorrere alla dialisi e nel frattempo iniziamo poi il percorso per arrivare al trapianto, che richiede tutta una serie di valutazioni sul piano fisico, sul piano psicologico e via dicendo. Si propongono mia moglie Roberta, mia mamma e anche alcuni amici. Quella è stata una bellissima sorpresa. Alla fine Roberta risulta molto compatibile e quindi diciamo proseguiamo con questa prospettiva di trapianto. La mia situazione inizia a precipitare verso la fine del 2025, i sintomi iniziano a farsi sentire, la malattia inizia a diventare veramente pesante. Sono stato ricoverato a circa metà gennaio, abbiamo fatto una nefrectomia, a distanza di poco procediamo con il trapianto. E sì, è stato, come dire, rinascere, devo essere sincero. È un progressivo ritorno alla normalità, una normalità che è veramente tornare a vivere, cioè proprio goderti le cose della vita con una nuova prospettiva anche più matura sicuramente. Lei non ci ha pensato due volte quando suo marito si è trovato a dover affrontare la decisione del trapianto, ci ha provato subito a mettersi in gioco? Sì, perché è stato istintivo naturale, non ho neanche pensato. Ho detto subito voglio che mio marito stia bene, mi sono proposta. Ci sono stati momenti in cui, lo chiedo a entrambi, avete avuto un po' di paura? Beh sì, assolutamente. Allora, un momento sicuramente quando ti rendi conto che inizia a stare veramente male, quello sì. Un po' rendersi conto, rivolta verso me stesso, quando avevo paura di non farcela più. E poi il momento vero di paura è stato l'operazione, nel senso non tanto per me, devo dire la verità, quanto per Roberta. La paura per l'altra persona c'è, quello sicuramente. La paura maggiore era vedere quanto Andrea stesse male, quindi la forza, il pensiero che era per risolvere la questione, per aiutarlo a stare bene, quello ti fa superare tutto. Come si è sentita quando le cose hanno cominciato a girare in maniera positiva? Non ci sono parole per spiegare l'emozione. Quando mi sono risvegliata il giorno del trapianto, il chirurgo è venuto su a dirmi di persona che Andrea stava bene, che il rene stava funzionando non ci sono parole, è incredibile. Questa cosa vi lega decisamente, ancora di più? Sì. Concretamente proprio? Sì, assolutamente. Siamo un corpo solo a questo punto, come dire. Abbiamo, sì.
come dire, era un legame che già c'era ovviamente, quello sì certo, però sì, cioè, mi ha salvato la vita, cioè, nel senso, ha salvato me, ha salvato la nostra famiglia, se no non è che c'erano molte altre strade. Sì, le sarò per sempre grato, cioè, nel senso, la amo, è mia moglie, la adoro, non so cos'altro dire. Una splendida storia d'amore raccontata da Vanessa Banzato. Andiamo ancora in pubblicità, torniamo subito. Ora vediamo un progetto sui corsi d'acqua dell'Amazzonia con un accostamento, e vediamo di che accostamento si tratta, con il Piave. Sentiamo Marta Marangon. Qualsiasi cosa facciamo in quello che consideriamo un po' il nostro lato del mondo, in realtà ha ricadute fondamentali molto importanti e purtroppo negative in luoghi che consideriamo lontani. I grandi fiumi dell'Amazzonia ed il Piave, due realtà lontanissime e diverse, eppure non così distanti come può sembrare, perché la crisi ambientale è una sfida globale e l'acqua una risorsa sempre più preziosa da tutelare. È questo il motivo che ha spinto Savno, ATS e Piave Servizi a sostenere la spedizione in Amazzonia della giornalista Valeria Barbi e del fotografo Davide Agati per indagare il rapporto tra biodiversità amazzonica e comunità native. I risultati sono stati presentati a Nigrisia, in riva al Piave, per sottolineare il legame che unisce due ecosistemi lontani ma anche vicini. Ci accomunano alcuni aspetti in realtà fondamentali, che sono quelli riferiti al rispetto della natura e delle risorse primarie. L'Amazzonia è chiaramente, come tutti sanno, il polmone principale del mondo in realtà di ossigeno e anche di riserve in realtà idriche. Noi qui siamo a fianco ovviamente in realtà al Piave, che è il nostro fiume, e quello che ci accomuna è anche in realtà il rispetto in realtà per la natura e la salvaguardia della natura stessa. Un progetto che proseguirà con una mostra fotografica e con una serie di iniziative rivolte ai ragazzi, con un percorso didattico nelle scuole. Stiamo svolgendo insieme anche a Savno e a Piave Servizi una sensibilizzazione nei confronti dei nostri ragazzi con le scuole per un utilizzo responsabile della nostra acqua. Inoltre, come Alto Trevigiano Servizi, stiamo anche investendo molto su infrastrutture e soprattutto sulle perdite delle reti acquedottistiche, che in alcune zone sono ancora ingenti. La spedizione in Amazzonia, che ha dimostrato le conseguenze devastanti della deforestazione sul clima e sulla perdita di biodiversità, evidenzia una riflessione non più rimandabile anche qui nella gestione delle acque a migliaia di chilometri di distanza. Noi puntiamo tanto anche sulla depurazione, perché noi riprendiamo l'acqua sporca delle case e la rimettiamo nei fiumi, quindi la nostra attenzione deve essere anche a una pulizia concreta dell'acqua, perché dopo va a rifinire nel fiume. Il progetto Radici nella corrente, vivere e resistere lungo i fiumi dell'Amazzonia vuole innescare una trasformazione culturale per comprendere come la sfida del mutamento climatico e della perdita di biodiversità sia globale. Ed è bello soprattutto sapere che ci sono aziende che comunque di una certa importanza interessate a temi ambientali sempre più fondamentali in questo periodo. Servizio di Marta Marangon. Vediamo una mobilitazione per la pace a Padova che è stata annunciata ieri. L'appuntamento lunedì sera, sono attese centinaia e centinaia di persone. Valentina Visentin. La città si spegne per far posto al silenzio e al buio. Il cammino di pace attraverserà Padova lunedì sera 30 marzo. Iniziativa organizzata dal Coordinamento Uniti per la Pace vuole lanciare un messaggio alle istituzioni proprio attraverso i simboli del silenzio e del buio. Uniti per la Pace raduna tutte le sensibilità, non solo quelle cattoliche, tutte. E infatti tutti siamo uniti da questo desiderio, il desiderio di pace, che esprimiamo principalmente col silenzio e col buio. La città ci accoglierà nel buio, la guerra porta nelle tenebre. La guerra porta in un abisso oscuro, e questo lo diciamo simbolicamente con la città spenta.
L'appuntamento alle 20:15 davanti a Palazzo Moroni, centinaia e centinaia le adesioni già arrivate ai promotori che uniscono associazioni, sindacati, onlus e tanta parte della società civile e del terzo settore. Nessun simbolo politico di parte, solo bandiere della pace ammesse al cammino. Prima i saluti dell'assessore Avvenciolini e del vescovo di Padova. Il suono della campana della Torre degli Anziani sancirà l'inizio del cammino che vedrà eccezionalmente spegnersi le luci della centralissima via Roma. Il corteo poi arriverà in Prato della Valle. In Prato della Valle ci sarà un momento in cui ci metteremo intorno a Prato della Valle e noi invocheremo la pace, grideremo pace, applaudiremo alla pace perché è questo che bisogna fare, sono azioni piccole ma bisogna farle. Convoglieremo poi il corteo verso Santa Giustina con l'intervento del professor Zaccaria e quindi di là lanceremo ulteriormente il messaggio di pace. Tra l'altro è molto importante questo evento di lunedì perché è la società civile che dal basso sta dicendo smettetela. L'abbraccio di Prato della Valle sarà il momento clou con un grido di pace per scuotere le istituzioni e chiedere al governo impegno per una riapertura dei tavoli internazionali per risolvere i conflitti in atto. Servizio di Valentina Visentin, grazie per aver seguito la nostra edizione di Focus TG. Stasera ovviamente Focus alle 21:20 con i nostri ospiti, i vostri messaggi. Tra l'altro stanno arrivando molte richieste per partecipare al programma come cittadini e quindi già dalla prossima settimana inizieremo ad ospitarvi in studio, in diretta la sera qui su Rete Veneta. Grazie a Francesco Ceronni e a Marco Gagliazzo, i nostri registi, e buona giornata, arrivederci.